Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova video. Oggi vi dirò come fare un profumo. I profumi si fanno con petali di fiori che andremo a prendere nel pratone. Scusatemi. Che andiamo a prendere nel pratone. E andiamo a prendere questi fiori. Facciamo un piccolo viaggetto. Oddio, che ha rotto qua. Spero che qua c'è qualche fiore, quello che vi piace di più. Io prendo uno a caso per fare il mio profumino. Dovete prendermi un bel po'. E io qua sto in pericolo. Io ne prendo uno solo, perché ho trovato solo uno, l'altro sta in fondo. E anche delle foglie, se non avete altri petali da raccogliere. Ne bastano pochini, 2, 3. Io farò il profumo il più bello del mondo. Io lo prenderò qua. Ok, mettiamo nel bicchiere i nostri petali. Ho foglie. Qua. Profumo. Con la moneta schiacciamo. Schiacciamo e mescoliamo. E deve avere questo colore un po' spiaccicato. Cerco di farvelo vedere meglio. E adesso sentiamo il profumo. Basta che il fiore sia profumato. E andiamo a prendere un po' di erbette. Queste qua. Queste. E andiamole a mettere dentro. L'acqua deve essere poca, o mezza. Che artista che sono. Vado a prendere un'altra erbetta. Ci devo prendere più petali di queste rose perché è più profumato. E adesso togliamo la foglia che teneva più profumo. Voilà. E schiacciamo ancora. Avrà un colore dei fiori che avete messo. Cerco di staccarlo. E mi è venuto il succhetto rosso. Che buon profumo. E adesso andiamo a togliere i fiori. Ed ecco qua il nostro profumo senza fiori. Lo mescoliamo un'altra volta. Se volete metteteci lo zucchero per farlo essere più profumato. Io vado a mettere. Poi dobbiamo prendere il sale e lo zucchero, come vi ho detto, mescoliamo. Non ha un buon odore adesso, però per avere un buon odore, scusate, dobbiamo prendere un sapone. Io prendo questo delle bolle di sapone. Metto poco, tanto io questo non lo uso più. E mescolo, in cui cambia colore. Ci mettiamo un altro po'. Tanto io ce l'ho tantissime di bolle di sapone. Adesso mescoliamo per avere un buon sapore.
che buon odore. Madonna, che buono. Dovrete saperlo quanto è buono. Alla vostra salute. Spero che il video vi sia stato utile e al prossimo video. Spero che vi è piaciuto. Se volete altri video di questo tipo, ditemelo sotto i commenti. Mettetemi un like e iscrivetevi.